vedendo tutti quei bimbi, dicevi questa sera è proprio una benedizione. La sensazione che ho avuto io è stata questa, quella di essere benedetti questa sera dalla presenza di tanti bimbi, perché loro sono la vita, sono la speranza, sono anche il futuro nostro e il presente nostro. E mi sembrava bello rimarcarla questa cosa, è stato un momento di benedizione, intanto perché hanno condiviso una cosa bella che è il canto, l'hanno preparata e l'hanno condivisa con noi. E poi c'era veramente la gioia della vita, ecco, che sprizzava proprio dai loro occhi, dalle loro voci e dal loro cuore. E poi è stato bello anche il momento vissuto insieme col coro interparrocchiale che si è armonizzato molto bene anche con i bimbi, e, insomma, certamente con stili di canti diversi, ma tutte e due con molta bellezza condivisa. Una serata dove la musica ha unito i piccoli e i grandi. È veramente, come ha detto anche il sindaco, una cosa bellissima. L'unione fra le nostre parrocchie hanno secondo me portato un risultato più che evidente. Il repertorio è stato vario, anche quello dei bimbi. Sì, sono state innumerevoli canzoni, tutte godibilissime e cantate con spirito giusto dei bambini, a cominciare dalla bellissima voce bianca che abbiamo potuto sentire.